secondo incontro del terzo giorno del Capodanno. Non sono bravo a presentare, ormai ve ne sarete accorti, men che meno la mattina, quindi chiedo perdono. Prima di presentare il nostro ospite, ricordo i prossimi appuntamenti della giornata. Finito questo incontro ci sarà come sempre un aperitivo a offerta libera. Alla fine dell'incontro Lea ci introdurrà l'amico che ci ha donato, insomma, la materia prima per fare l'aperitivo. Ci troviamo invece poi alle 17, oggi pomeriggio. Invito tutti caldamente a venire a Puzzuarro, nella piazzettina dietro Piazza dei Balli, perché ci sarà un incontro con l'amico poeta romagnolo Nevio Spadoni, che ci illustrerà, farà una panoramica di tutta la poesia in Romagna nel Novecento. A seguire alle 18:30 invece in Piazza dei Balli ci sarà questo incontro tenuto da Lea Nocera dell'Università di Napoli con Bejan Matur, questa poetessa curda che è la nostra ospite internazionale di quest'anno. Alle 21 invece in Piazza dei Balli, dopo aver cenato insomma nei vari luoghi di ristoro che ieri sera ho elencato, ci sarà un incontro un po' particolare, un po' diverso dal solito rispetto alle consuetudini del Capodanno. Ho chiamato questa attrice, Licia La Nera, che farà una lettura spettacolo in una piazza diversa dal solito, appunto, e ci leggerà delle favole. Sarà un focus ulteriore sulle favole. Già stamattina abbiamo parlato di favole e ieri pomeriggio con Francesca Matteoni, quindi è un fil rouge, è uno dei tanti fil rouge nella polifonia del festival di quest'anno. E a seguire l'attesissimo concerto di Ernst Reisegger con il tenore concordo di Orosei, sempre in piazza. E poi la buonanotte con un altro ritorno, un ospite anche lui il terzo anno consecutivo che viene, quindi un altro innamorato, un'altra vittima del Capodanno, che è John Vignola, che ci farà sempre un suo racconto pieno di ascolti e di rimandi al mondo della musica e al mondo della poesia. L'ospite di stamattina invece è un amico mio del Teatro delle Albe. Già nell'edizione che di 2 anni fa curata da Mariangela volevamo invitarlo, ma appunto quest'anno poi mi sono reso ancora più conto di quanto comporre un festival è una materia che si può possedere, ma invece è un po' lui anche a prendere una sua forma e una sua natura. Quest'anno ce l'abbiamo fatta proprio perché era rimasto anche quel desiderio, e l'ho chiamato per parlare di traduzione, che è una materia che appunto che con la poesia ha per forza a che fare, e poi in un festival come questo che appunto ospita poeti italiani, stranieri e anche nei vari dialetti. Stanno cadendo tutte le lettere, perfetto. Ma anche ieri, quindi va bene, si alza il vento. Ha curato diversi libri, è docente all'Università di Reggio e Modena di teoria della traduzione, e quando gli ho chiesto questo incontro, lezione, parlandogli un po' dell'idea del festival, Franco ha subito indovinato la questione musicale che è insita dentro a voce alta, che è la linea del festival. Quindi chiamo Franco Nasi e togliamo il Grazie Roberto, grazie agli organizzatori del festival per questo invito. Lusinga mi ha anche permesso di girare un po' la Sardegna, sono affascinato da questi luoghi. Allora, io ho suggerito questo titolo: Oltre il metronomo, poesia, ritmo e traduzione. Spero che alla fine sarà chiaro che cosa intendo con oltre il metronomo, e le altre 3 parole sono sufficientemente chiare di per sé, quindi cercherò di parlare un po' di poesia, un po' di ritmo e di traduzione. Avevo pensato di dividere e articolare l'intervento in 5 punti: un prologo, un epilogo e 3 punti centrali.
Poi ho pensato di cambiare tutto, e quindi adesso andrò un po' a braccio, ma soprattutto di cambiare il prologo. Nel prologo volevo raccontare un'esperienza che ho fatto di recente e che potete trovare integralmente online, quindi forse è inutile che stia qui a parlarne. È un numero monografico di una rivista che si chiama Tradurre, ed è una rivista che esce già da più di 5 anni. L'indirizzo è molto semplice, rivistatradurre.it, e abbiamo dedicato un numero, la redazione mi ha chiesto di curare questo numero sulla traduzione della poesia in Italia. È stata un'esperienza molto bella e molto interessante, perché sono riuscito a coinvolgere in questo tentativo di definizione del rapporto tra editoria e poesia molte persone autorevoli, da Valerio Magrelli, che ha scritto un'introduzione appunto alla traduzione poetica, a Franco Buffoni, che sono tutti gli autori che sono venuti a Sene che ho visto. Franco Buffoni, che da anni dirige la più importante rivista di teoria della traduzione sulla poesia, che è Testo a Fronte. Crocetti, che invece cura, come sapete, la rivista Poesia, il mensile di poesia. C'è un articolo di Iannuzzi che ha fatto un po' la storia delle case editrici, del rapporto che queste case editrici hanno avuto con la poesia. E poi abbiamo fatto delle indagini su delle letterature particolari, no? Quindi ho chiesto a Massimo Bacigalupo, che è un traduttore importantissimo, di recente tradotto per i Meridiani Mondadori Wallace Stevens, quindi un grandissimo della poesia del Novecento, di fare il punto sulla traduzione della poesia americana in Italia. E così abbiamo fatto per tante altre letterature, francese, tedesca, spagnola, con Scotto, Nardoni, insomma tante persone che sono addentro a questa cosa. E quello che è emerso da questa indagine che abbiamo fatto è che naturalmente la poesia occupa un margine, diciamo così, del mercato editoriale. Gli editori non ci guadagnano a tradurre poesia, in genere, poi magari Sossella e gli altri amici che sono nell'editoria ce lo potranno dire. Non è un investimento. Però è una cosa di prestigio in un qualche modo, no? Quindi questo è un aspetto positivo. Occupa una piccola parte del settore editoriale e però appunto dicevo è povero, e questo in un certo senso demotiva i traduttori professionisti, i quali devono vivere traducendo e non possono permettere di fare traduzioni poetiche gratuitamente, che è la parte negativa, diciamo, del lavoro della traduzione di poesia. La parte positiva è che poi questo lavoro sulla traduzione della poesia diventa, secondo me, una specie di ecologia della mente, nel senso che per tradurre la poesia bisogna prendersi il tempo, prendere il tempo della poesia da tradurre, quindi in un qualche modo sintonizzarsi con la poesia che vogliamo tradurre, ma anche prendersi il tempo, nel senso di ci vuole tanto tempo a tradurre la poesia, no? Perché il poeta magari a volte anche scrive le poesie in fretta, ma il traduttore di poesia deve tener conto di una marea di varianti, di legami che ci sono dentro il testo, e ci vuole tempo, pazienza, un lavoro artigianale, minuzioso, che ha a che fare con una materia invece infiammante. Quindi nell'introduzione che volevo leggervi e che non vi leggo, ho cercato di sintetizzare il prologo in questo modo, volevo sottolineare questo aspetto, no? Cioè come la traduzione della poesia dal punto di vista del mercato sia una specie di baluardo contro questa letteratura un po' di plastica con la quale ci dobbiamo confrontare, no? Le grandi tirature, gli editori che ti dicono traducimi questo libro che deve uscire in contemporanea in tutte le lingue, per cui le traduzioni vengono fatte magari anche a più mani, no? Cose difficili che difficilmente permettono di ottenere poi un risultato importante. Quindi se avete interesse, insomma, per la traduzione della poesia italiana straniera in Italia negli ultimi 20 anni, questo numero vi permette di avere un quadro di tante letterature. Abbiamo chiesto a una specialista di letteratura cinese, di poesia persiana, nederlandese, insomma, quindi c'è un buon panorama e effettivamente c'è tanta gente che gratuitamente, credo, in gran parte, perché i finanziamenti poi degli stati che permettono queste traduzioni sono sempre più risicati, tanta gente che si occupa di questo aspetto. Invece ho pensato di sostituire il prologo con un'altra piccola cosetta che mi è stata sollecitata dalla prima giornata. Allora, il titolo di questa rassegna è Alta Voce. Benissimo, i poeti declamano, c'è un aspetto performativo nella poesia, e però nella prima giornata c'è stato anche una seconda parola chiave che era orecchie dritte.
e c'è stata questa performance musicale con lo stage che hanno fatto i ragazzi qui a Seneghe sulla musica. Ecco, queste orecchie dritte è fondamentale per sia i poeti, ma a maggior ragione per chi traduce. Naturalmente c'è l'orecchio assoluto del musicista, e quello è un talento naturale, immagino che alcuni hanno, altri no, si nasce così e buonanotte. Ecco, invece io credo che ci possa essere anche un ascolto assoluto, non solo un orecchio assoluto, un ascolto assoluto. Questo ascolto assoluto credo sia una disposizione etica. Tradurre è anche un fatto che è un'attività che ha a che fare con il rispetto dell'altro, credo. La traduzione in generale e la traduzione di poesia, con un ascolto attento. E allora comincio con la lettura di una poesia di un poeta che amo molto, che è un poeta inglese. Si chiama Roger McGough, ho tradotto molte sue poesie, è un poeta che nasce nella Liverpool dei Beatles, è nato nel 1937, è ancora molto attivo, attualmente è presidente della Poetry Society in Inghilterra, scrive poesie per adulti, per esempio, tra le altre cose che ha fatto, ha scritto i testi di Yellow Submarine, il film dei Beatles, cioè era molto in collegamento con loro, questo Mersey Sound, questo gruppo di poeti pop inglese, ma ha scritto molte poesie per bambini. Questa poesia per bambini si intitola Il popolo dalle lunghe orecchie. Ve la leggo. Il popolo dalle lunghe orecchie può udire qualunque suono, una farfalla in punta di piedi, la neve che cade sul suolo, una rosa che strizza l'occhio al sole, l'ultimo respiro di una vespa, il battito del cuore di un uovo, la foglia che cade nella foresta, il guizzo di una carpa dorata, la picchiata di un falchetto, il contorcersi del verme nell'amo, l'oscillare della boa nel laghetto, l'eco della barriera corallina, una nuvola che cambia i suoi lati, la luna che spinge la marea, tutto ascolta con occhi sbarrati. Il popolo dalle lunghe orecchie sente suoni così ogni giorno e prova a catturare e rifare la musica che ascolta lì attorno e prova a farlo in modo melodioso. Non vi sembra allora ingiurioso, solo perché un po' stonati, forse parecchio, dire che il loro raglio spacca ogni orecchio? Quindi il popolo delle lunghe orecchie è il popolo degli asini, no? I somari, che ascoltano tutti questi suoni e poi cercano di restituirli e li restituiscono con il loro raglio. Vi risparmio, volete che vi leghi in inglese o magari facciamo... comunque in inglese è molto più bella, ho cercato di rifare le rime, un po' di metrica, ma la leggo? Allora. People with long ears can hear every little sound, a butterfly on tiptoe, snow settling on the ground, a rose blinking in the sunlight, the last breath of a bee, the heartbeat of an egg, leaves taking leave of the tree, the shimming of golden carp, the hiatus of a hawk, the wriggle of a baited worm, the bobbing of a cork, the echo in the coral reef, the moon urging the tide, a cloud changing shape. They listen, open eye. People with long ears hear such sound every day and try to recapture in a melodious way the music that surrounds them. So it isn't hard to say that being tone deaf requires is an ear crunching bray. Questo è ecco, quindi è importantissimo cercare di catturare, di aprire le orecchie a questi suoni. E naturalmente gli asini hanno queste orecchie spropositate e hanno questo segno, no? Questo segno di accoglienza. C'è un altro personaggio, mi veniva in mente proprio appunto dopo aver pensato a questa cosa delle orecchie dritte, che invece di orecchie non ne ha e che conosciamo tutti, che è il nostro personaggio, si parlava di fiabe, di racconti, il nostro personaggio emblematico, Pinocchio. Pinocchio viene creato, leggo l'inizio, l'ho trovato online. Appena entrato in casa Geppetto prese subito gli arnesi e si pose a intagliare e a fabbricare il suo burattino. Che nome gli metterò, disse fra sé, lo voglio chiamare Pinocchio. Questo nome gli porterà fortuna. Ho conosciuto una famiglia intera di Pinocchi, Pinocchio il padre, Pinocchio la madre e Pinocchio i ragazzi, e tutti se la passavano bene. Il più ricco di loro chiedeva l'elemosina. Quando ebbe trovato il nome al suo burattino cominciò a lavorare a buono e gli fece subito i capelli, poi la fronte, poi gli occhi. Fatti gli occhi, figuratevi la sua meraviglia quando si accorse che gli occhi si muovevano e che lo guardavano fisso fisso. Geppetto, vedendosi guardare da quegli occhi di legno, se ne ebbe quasi per male e disse con accento risentito: occhiacci di legno, perché mi guardate?
Nessuno rispose. Allora dopo gli occhi gli fece il naso. Ma il naso appena fatto cominciò a crescere, e cresce, e diventò in pochi minuti un nasone che non finiva mai. Il povero Geppetto si affaticava a ritagliarlo, ma più lo ritagliava e lo scorciava, più quel naso impertinente diventava lungo. Dopo il naso gli fece la bocca. La bocca non era ancora finita di fare che cominciò subito a ridere e a canzonarlo. «Smetti di ridere», disse Geppetto impermalito, ma fu come dire al muro. «Smetti di ridere, ti ripeto», urlò con voce minacciosa. Allora la bocca smesse di ridere, ma cacciò fuori tutta la lingua. Geppetto, per non guastare i fatti suoi, finse di non avvedersene e continuò a lavorare. Dopo la bocca gli fece il mento, poi il collo, poi le spalle, lo stomaco, le braccia, le mani. Appena finite le mani, Geppetto sentì portarsi via la parrucca dal capo, si voltò in su e che cosa vide? Vide la sua parrucca gialla in mano al burattino. «Pinocchio, rendimi subito la mia parrucca». E Pinocchio, invece di rendergli la parrucca, se la messe in capo per sé, rimanendovi sotto mezzo affogato. E va avanti così. Se avete seguito la descrizione di questa creazione, fa tutto tranne che le orecchie. E infatti dopo un po' Pinocchio comincia a scappare e viene preso dai carabinieri. Il carabiniere, senza appunto muoversi, lo acciuffò pulitamente per il naso. Era un nasone spropositato che pareva fatto apposta per essere acchiappato dai carabinieri, e lo riconsegnò nelle proprie mani di Geppetto, il quale, a titolo di correzione, voleva dargli subito una tirata d'orecchi. Ma figuratevi come rimase quando, nel cercare gli orecchi, non riuscì a poterli trovare. E sapete perché? Perché nella furia di scolpirlo si era dimenticato di farglieli. Si dimentica di fargli orecchie. Poi che cosa succede? Le orecchie. Che cosa succede dopo nella storia sappiamo tutti. Pinocchio continua ad essere il più monello dei monelli fino a quando va nel paese dei balocchi. I ciuchini che tirano il carro gli dicono vai via, no? E l'omino di burro cosa fa? Se ricordate, con un morso strappa l'orecchio sinistro di uno dei ciuchini che stava dicendo vai via, e poi il ciuchino continua a dire Pinocchio stai attento che qua fai una brutta fine, e con un altro morso l'omino di burro strappa anche l'altro orecchio a questo povero ciuchino, finché Pinocchio poi scopre di avere le orecchie. Sappiamo tutti la storia com'è, ma quello è il momento di passaggio, diciamo di abbassamento di Pinocchio, che da albero diventa animale, no? Cioè quindi quasi un pseudo bambino diventa animale, arriva a livello dell'asino e poi comincia ad apprendere, no? La lezione delle orecchie gli servono per imparare ad apprendere, ascoltare. No? Ecco, credo che questo sia forse così un'introduzione più corretta di quella che ho fatto prima come prologo al nostro discorso sulla traduzione della poesia, cioè questa necessità dell'ascolto. Ma ascolto di che cosa? Ascolto di quello che è la poesia. Ma che cosa vuol dire tradurre poesia? No? È chiaro che qua il problema diventa che cos'è la poesia, no? E allora è una domanda terribile questa. Cosa traduciamo quando traduciamo la poesia? Traduciamo il metro, traduciamo la rima, o un senso, oppure ma cos'è il senso della poesia? Ecco. Allora vi racconto un aneddoto che ho ricavato da un libro di Mario Lavagetto, che è un critico importante, che si chiama Eutanasia della critica, che è uscito da Einaudi, direi 2004 se non sbaglio, in cui Lavagetto, che è un professore adesso in pensione, ma racconta di essere andato al liceo, di essere stato portato con la sua classe del liceo a una lezione alla Sapienza di Roma, dove il poeta Ungaretti faceva una conferenza su Leopardi. Quindi immaginate un ragazzo di 18 anni che va alla Sapienza, già intimorito dall'ambiente, entra all'università, crede di andare, no, in un posto importante, si siede in questa, racconta appunto quest'aula a gradinate, entra Ungaretti, e per me Ungaretti è stato un momento fondamentale, no? Ungaretti che leggeva l'introduzione all'Odissea quando ero bambino, per me era un'esperienza, se ricordate, col basco nero, la barba bianca, che leggeva prima dell'Odissea televisiva la sua traduzione. Quindi entra questo poeta, era un poeta, si vedeva, era un poeta da tutti gli elementi, prese un poeta, e comincia, dice bene, sono qui per parlarvi dell'infinito, e comincia a recitare l'infinito. Adesso io faccio un po' lo stupido, ma insomma Ungaretti aveva questa capacità di rendere, no, in modo sempre caro mi fu quest'ermo colle, questa siepe che da tanta parte dell'orizzonte il
guardo. Allora, poi immaginatevi un ragazzo che aveva sempre avuto a lezione una professoressa che diceva: allora, quando è nato Leopardi, cosa vuol dire Leopardi? Leggi la nota, fai la parafrasi, il testo lo leggiamo se abbiamo tempo, no? Quindi di fronte a una lettura così il ragazzo rimane, i ragazzi, Lavagetto dice, siamo rimasti tutti gelati, affascinati, no? Da questo vecchio con questa voce profonda che rollava le R, no? Così. E dopo racconta Lavagetto, dice: Leopardi ci guarda e dice: adesso vi spiego la poesia. Li guardi e dice: sempre caro mi fu, e ripete la poesia. E i ragazzi naturalmente ridacchiano. E Ungaretti dice: va bene, vedo che non avete capito, e la dice per la terza volta. A questo punto i ragazzi si zittiscono e capiscono quello che voleva dire, cioè la poesia è quella roba lì che ti sto dicendo, non è la nota a piepagina, no? Non è il commento del critico, è quella rollare delle R e quel ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella, e uno dice sedendo e mirando è già lunghissimo, no? Cosa? Sedendo e mirando di là da quella, io mi fingo per poco non si spogra, quindi c'è una struttura sintattica che ci tiene lì appesi con questo giovane davanti alla siepe che non finisce mai, e questa è la poesia. Questo è il primo aneddoto. Che cosa traduce il traduttore? Qual è la vera essenza della poesia? Forse proprio tutta quella roba lì insieme. Leggo una seconda poesia di un poeta americano che ho tradotto qua, ho portato solo il testo in italiano, quindi vi leggo solo questo, non ho l'inglese. Questo poeta americano si chiama Billy Collins, è un poeta molto noto in America, io ho avuto la fortuna di tradurre 3 libri suoi, è nato nel 1941 e è stato per molti anni professore in un'università a New York, e questa poesia è per i professori che pongono la domanda: che cosa sta cercando di dirci il poeta? No? Che è una domanda che tutti credo ci siamo sentiti rivolgere, no? Che cosa ci vuol dire Pascoli con questa poesia? Dice Billy Collins: c'è nessuno che voglia unirsi a me nel lanciare alcuni sassi verso quegli insegnanti che amano porre la domanda: cosa sta cercando di dire il poeta? Come se Thomas Hardy e Emily Dickinson si fossero sforzati ma avessero fallito. Disgraziati, incapaci di parlare che altro non erano, con la penna in bocca a guardare fuori dalla finestra in attesa di un'idea. Sì, sembra che Whitman, Amy Lowell e tutti gli altri potessero solo tentare e fallire. Ma noi, nella classe di inglese della terza ora della prof Parker, qui al liceo di Springfield, ce la faremo, con l'aiuto dei questionari di comprensione, a dire quel che il povero poeta non riusciva a dire. E faremo tutto questo prima dell'orgia dell'insalata di uova e tonno, nota come pranzo. Stasera, tuttavia, io sono quello che cerca di dire che cosa significa questa assenza. Noi due che dormiamo e ci svegliamo sotto 2 tetti diversi, l'immagine di questo vaso di fiori recisi, non del nostro giardino, non aiuta. E lo stesso vale per quel piatto singolo, la lampada solitaria, e il tempo là fuori che preme il volto contro queste finestre nuove, la pioggia leggera e il gelo del mattino. E allora lascerò che sia la prof Parker che sta picchiettando con un gesso alla lavagna i suoi studenti, alcuni con la mano alzata, altri trasandati con i loro cappellini portati a rovescio, a capire quel che sto cercando di dire su questo posto in cui mi trovo, e di farlo prima che suoni la campanella di mezzogiorno e sia sguinzagliato il tornado di polpette di carne. È una poesia che non ha bisogno di spiegazione, se la spiegassi sarebbe... Chiaro, l'ironia di questo poeta è Billy Collins come Roger McGough sono poeti molto graffianti, molto immediatamente percepibili in qualche modo, come molto comunicativi, ma poi insomma... E qui naturalmente c'è una poesia dentro la poesia, no? Lui che è solo, ha avuto un problema con sua moglie e quindi vive questa solitudine, ce la rende con degli oggetti e poi ci dice questo è quello che ho da dire, e che siano gli studenti con i loro questionari. E c'è un'immagine molto bella a questo punto che vorrei utilizzare, che è quella di Roland Barthes, un altro grande teorico, no? dell'analisi letteraria, che in un suo passo dice: la poesia non è come un'albicocca, non c'è un nocciolo nella poesia, non c'è un centro nella poesia, dice la poesia è come una cipolla, è fatta di tanti strati e tutti questi strati si tengono tra di loro, e la salute di quel vegetale è data dalla compattezza di questi strati, no?
E l'immagine è molto bella, come dire, cosa traduco della poesia? Quel che mi vuol dire il poeta, ma che cosa vuol dire il poeta? Il poeta vuol dire tutte quelle cose lì, quindi l'aspetto metrico, l'aspetto ritmico, l'aspetto fonetico, le metafore, la tradizione, le citazioni, sono tutte parti di questa cipolla. E qui leggo un'altra poesia che ha tradotto un grande traduttore che è Pietro Marchesani, ed è La cipolla della Szymborska, e che dà quest'idea. Lei non parla di poesia, ma forse la poesia, comunque la poesia che si intitola Cipolla, mi piaceva metterla a seguito di questa riflessione di Roland Barthes sulla... La cipolla, dice Szymborska, la cipolla è un'altra cosa, interiora non ne ha, completamente cipolla fino alla cipollosità, cipolluta di fuori, cipollosa fino al cuore, potrebbe guardarsi dentro senza provar timore. In noi ignoto e selve di pelle appena coperti, interni d'inferno, violenta anatomia, ma nella cipolla, cipolla, non visceri ritorti. Lei più e più volte nuda, fin nel fondo e così via. Coerente la cipolla, riuscita è la cipolla, nell'una ecco sta l'altra, nella maggiore la minore, nella seguente la successiva, cioè la terza e la quarta, una centripeta fuga, un eco in coro composta. La cipolla, d'accordo, il più bel ventre del mondo, a propria lode di aureole, da sé si avvolge in tondo, in noi grasso, nervi, vene, muchi e secrezione, e a noi resta negata l'idiozia della perfezione. Bellissimo, Szymborska, questa immagine della cipolla, no? Noi che ci guardiamo dentro abbiamo cose disgustose, invece la cipolla è questa perfezione. Ecco, allora una cosa che dico spesso ai miei studenti è di cercare di non stirare la poesia, che è quello che facciamo spesso, no? Quando studiamo la poesia. Stirare la poesia, se ci pensiamo un po', la nota a pie pagina, no? Cioè togliere le pieghe, spiegare. Ecco. L'operazione che facciamo appunto col ferro da stiro quando stiriamo le camicie, forse la poesia è proprio in quelle pieghe, no? In quegli interstizi, nei momenti di oscurità che ci sono e vanno lasciati. È chiaro che questo è un problema per il traduttore, perché un conto io posso dire qua Pascoli vuol dire che bisogna piangere, quindi traduco quel concetto, ma quel concetto è il modo in cui viene espresso. E qui viene, vengo su una metà circa, il punto del metro e del ritmo, no? Avevamo parlato del metronomo. Ecco, questa è una cosa, lo dico così, io insegno letteratura italiana e contemporanea a Modena e teoria della traduzione. Letteratura italiana il primo anno e ogni tanto faccio dei corsi sulla poesia e mi accorgo che i ragazzi non hanno idea di cosa sia il metro, proprio non hanno idea. Cioè, sparano in decasillabo perché poi dici ma com'è che questo dolce, chiara e la notte senza vento, quante sillabe sono? Allora con dolce e chiara e la notte senza vento sono 14 sillabe, però la parte è scritta in decasillabi, sarà in decasillabo, perché non si sa, no? Oppure i fussi come immobile dato il mortal sospiro, stette la sola memoria orba di tanto spiro, eccetera, no? Quindi sdrucciole piane, non si sa, si dice vabbè, settenario, c'è scritto nella nota, sarà così. E questo è anche il segno dei tempi in un qualche modo, quindi la prima cosa, secondo me, per andare oltre il metronomo bisogna sapere il metro, perché andare oltre vuol dire esserci stati un po' e poi dopo eventualmente superarlo. E spesso però i ragazzi hanno una grande confusione tra quello che è il metro e il ritmo, sono sinonimi per loro. Su questo non ve la faccio lunga, ma Franco Buffoni, che è stato qui, ha scritto un libro che si chiama Ritmologia, ha fatto un convegno su questo e ha posto il problema del ritmo al centro della riflessione sulla traduzione della poesia. Il ritmo non è il metro. Vabbè, il metro si misura, il ritmo è una complessità di cose che è dato ad esempio dalla ripetizione di certe parole. Il metro lo conto, no? Io un esempio lo faccio qua perché è stupido, ma insomma mi fa ridere. Io dico un scenario, ditemi un scenario, allora lo dico fratelli d'Italia, l'Italia se testa bene. Un altro, sapore di sale, sapore di sale, sapore di mare. Allora, cantiamo, e lo faccio con gli studenti quando lo faccio perché mi vergogno, un po' posso anche farlo. Fratelli d'Italia, l'Italia se desta, dell'elmo di Scipio se cinta la testa, dov'è la vittoria che porta la chioma, che schiava di Roma, che Dio la creò.
Facile, no? Ci sta. Allora, questo esempio qua che faccio ai miei studenti, dico, volete tradurre delle canzoni dall'inglese all'italiano, fare delle cover in italiano, bisogna che sappiate dove è l'accento, sappiate il metodo, questo è il metodo, si misura. Sapore di sale sta bene con la musica, la melodia che ha. Certo, se canto Fratelli d'Italia con Sapore di sale c'è qualche cosa che non funziona, c'è una discrepanza tra l'aspetto delle parole e la melodia, il ritmo, no? Vi racconto un aneddoto. Valerio Magrelli, un altro autore che è stato qui a Seneghe, scrive un libretto molto bello, secondo me, che è pubblicato a Sossella, che è un audiolibro. Valerio Magrelli legge queste voci di un alfabeto per la poesia e quindi ci sono tante parole chiave per chi si occupa di poesia, e una di queste parole è ritmo. E Magrelli, sì, qua avremmo potuto sentirlo dalla sua voce, ma insomma sintetizzo quello che dice. Dice: vado al mare, sono al mare, a un certo punto un mio amico mi dice: ma tu riesci a dormire di notte? E io dico: sì, perché, cosa c'è? Dice: perché quando mi sdraio sento il battito del mio cuore e sento il rumore delle onde e anche il mio respiro, e non vanno d'accordo, mi viene l'ansia e non dormo. E Magrelli dice: da quella notte non ho dormito più. E dopo dice: però ho riflettuto su questa cosa. Dice: il ritmo del mare è esterno a me e indipendente da me. Ed è così. Soffia il maestrale, aumenterà e io non ci faccio niente. Il battito cardiaco è interno, ma è indipendente da me. Quando io ho cominciato a parlare, il cuore batteva, dicevo: stai tranquillo, non succede niente, no? Adesso sei tranquillizzato, ma io non è che ci ho fatto niente, ha fatto tutto lui. Potevo respirare profondamente. Il respiro è interno e dipende da me. A parte quando corro che dipende da me. Quindi onde esterne indipendenti, cuore interno indipendente, respiro interno dipendente. Magrelli dice: ne manca una, qualche cosa che è esterno ma dipende da me. Questo è il ritmo poetico. Se l'avessi trovato sarei rimasto in quella casa al mare, dice Magrelli, e finisce questo breve raccontino. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che il poeta parla di qualche cosa che è esterno, ma gli dà il suo ritmo, no? Quel ritmo di quella cosa che è esterna è dipendente da lui. È un'immagine poetica, non è difficile da spiegare. Vi faccio un esempio di una poesia che conosciamo tutti, che abbiamo imparato credo tutti alle elementari, che è La fontana malata di Aldo Palazzeschi. È una poesia lunga, stretta. Aldo Palazzeschi ci dice: c'è una fontanella, quella da cui si prende l'acqua, no? Vicino a casa sua probabilmente, che sgocciola, perde una goccia. Questa goccia cade, lui è in casa, sta studiando, sta facendo le sue cose, sente questa goccia che fa clof, clop, clof, clofete, clopete, clochete, e giù nel cortile la povera fontana malata, che noia sentirla tossire, tossisce un poco, si tace, di nuovo tossisce. Mia povera fontana, il male che hai, il cuore mi preme. Si tace, non getta più nulla. Si tace, non sode rumore di sorta, che forse sia morta. Orrore, ah no, rieccola ancora, tossisce, clof, clop, clof, clofete, clopete, clopete, la tisi, l'uccide, Dio santo, quel suo eterno tossire mi fa morire. Un poco va bene, ma tanto, che l'agno, ma Abel, Vittoria, andate, correte, chiudete la fonte, mi uccide quel suo eterno tossire. Andate, mettete qualcosa per farla finire, magari morire. Madonna, Gesù, non più, mia povera fontana, col male che hai finisci, vedrai che uccidi me pure. Clof, 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 clofet, clopet, clopet. Ecco, questo secondo me è un esempio di un poeta che ci racconta di una cosa minima, una fontana, ma ce la racconta con un verso di 3 sillabe inusitato nella poesia italiana, con questo andamento breve, lunga, breve, no? Povera fontana, malata, tatan, ed è scritta così. E
questo secondo me è un esempio in cui il poeta ha trovato, dice Meshonic, un teorico di queste cose, ha trovato il soggetto. Io parlo di questa cosa, parlo dell'infinito, parlo di dolce, pensate quei versi bellissimi delle pagine, dolce, chiara la notte, e quieta sopra i tetti in mezzo agli orti posa la luna. No, questo è un endecasillabo sospeso, dolce e chiara la notte senza vento, e quieta sopra i tetti in mezzo agli orti posa la luna, no? Quindi c'è la chiusura sintattica che arriva alla fine, ma quel dolce, chiara la notte senza vento sono 14 sillabe, è lungo. Quindi è un endecasillabo ma lungo. Se io dico di qua, di là, di su, di giù, Limena, Dante, Paolo e Francesca, portati dal vento infernale, no? Sentite che è un endecasillabo ma è completamente diverso. Ta-tam, 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 no? Sono due endecasillabi ma il ritmo è diversissimo, cambiano gli accenti, cambiano le vocali, le aperture. Ecco, è chiaro che Leopardi quando ci dice dolce, chiara la notte senza vento, quieta sopra i tetti, ci descrive questo paesaggio di quiete, quando Dante ci parla di questi portati dal vento e lo fanno con il ritmo. Giusto, torno a una poesia, questa è abbastanza, è stata una poesia difficilissima da tradurre di questo Roger McGough, è divertente, è una sua poesia abbastanza nota, si chiama 40 Love, ed è una poesia, già il titolo è un po' problematico, 40 Love, uno dice 40 amore, sarà amore a 40 anni, infatti lui dice, McGough è quello della poesia delle orecchie lunghe, questo poeta pop e di Liverpool. E lui dice, ero andato a vedere una partita a tennis, vedeva questi due che giocavano una coppia di mezza età e sapeva che non andavano tanto d'accordo. Allora provate a immaginarli quando sarebbero andati a casa, perché lì avevano la rete in mezzo, no? Quindi questa coppia che gioca a tennis non vanno d'accordo, e lui si è immaginato questa scena. La poesia si intitola infatti 40 Love, che può dire amore a 40 anni, ma è anche il modo in cui, ad esempio, a Wimbledon dicono il punteggio. No, 15 Love, 30 Love. Dicono love perché assomiglia al love francese, cioè zero. No, l'uovo, love, dico così. Quindi non c'entra niente con amore, ma c'entra con l'uovo, etimologicamente, però dicono amore. Allora, Roger McGough, in una registrazione, si sente, la poesia intanto è una poesia concreta, quindi scritta su 2 pagine del libro. Si apre il libro, c'è in mezzo alla costa e ci sono delle paroline qua e delle paroline qua. E già bisogna capire cosa sta succedendo, perché non è detto che si capisca. Lui la recita così, provo a recitarla come fa lui. Quindi Paginati è una persona di adesso 79 anni, distintissima, abbiamo fatto una lettura a Napoli poco tempo fa. Lui si alza sempre in piedi così e dice middle age couple play tennis. When the game ends and they go home, the net will still be between them. Finita così. Questa poesia è appunto performativa, no? Siamo appunto ad alta voce, a voce alta. È un casino tradurre questa poesia. Io ci ho lavorato su un'enormità, perché il problema è che in inglese sono tutti monosillabi. E lui comincia, c'è una registrazione online che potete sentire, sento gli uccellini, quindi siamo in un campo di, diciamo, no, poi si sente la pallina da tennis, quindi è come il clove club di Palazzo. Middle age couple playing tennis when the game ends and they go home. The net, lì c'è la cambia voce, no? L'arbitro che dice net, no? Net, poi will still be between. Questa è l'unica, between è l'unica che è tennis, sono le uniche 2 bisillabe. In italiano è coppia di mezza età gioca a tennis. Quando la partita finirà e andranno a casa, la rete sa. Quando la partita finirà, come fai a mettere un futuro lì? Ti sbaglio. Ecco, questo per dire un esempio di poesia facilissima, che si capisce cosa vuol dire, ma è difficile da tradurre perché c'è un problema di ritmo. Se io devo performare la poesia accanto all'inglese senza fare la figura deficiente, o dico faccio una traduzione di servizio, quindi quando andranno a casa così, oppure racconto come ho fatto adesso che cosa vuol dire la poesia, così, senza tradurre. Ecco, naturalmente questo, vabbè, vi racconto anche questo, poi stiamo per avvicinarci.
non vale solo per la poesia, vale per tutta la letteratura. C'è un testo, naturalmente, che conosciamo tutti, che è il Decamerone di Boccaccio, e c'è un passo che vi vorrei leggere, bellissimo, e riguarda la novella di Frate Cipolla. Ricordate Frate Cipolla? È una delle novelle più belle in cui Boccaccio mostra di saper scrivere, ed è una novella in cui si parla di questo Frate Cipolla che era un grande retore, che andava in giro per i paesi della Toscana a vendere fumo per prendere cipolle e cibi, no? E va in giro sempre armato di reliquie, e quella volta andava in giro con le reliquie, con le penne dell'Arcangelo Gabriele. Arriva Certaldo e dice: domani vi farò una grande predica e poi alla fine della predica vi benedico con le penne dell'Arcangelo Gabriele, quindi sarete emendati di tutti i vostri peccati e starete bene per l'eternità. Tutti i contadini raccolgono le uova, vanno. Durante la notte cosa succede? Durante la notte due amici burloni di Frate Cipolla sanno che lui è un millantatore, vanno nel suo bed and breakfast, gli prendono il reliquiario con le penne dell'Arcangelo Gabriele e le sostituiscono con dei carboni, prima cosa che gli è capitata in mano. Frate Cipolla il giorno dopo va nel sagrato della chiesa, fa la sua predica, costruita con grande maestria, arriva al punto, al climax della sua predica, e dice: bene, oggi allora voi fortunati sarete benedetti con le reliquie dell'Arcangelo Gabriele. Apre il reliquiario e vede che ci sono dei carboni. Rimane interdetto un secondo, chiude il reliquiario e comincia a parlare. Parla per 3 pagine e mezzo, dicendo di cotte e di crude contro i frati, con un linguaggio incomprensibile ai più, cioè ai certaldesi, ma racconta le cose, però con questa lingua, e tutti questi sono affascinati. Prende tempo, non dice nulla, prende tempo. Alla fine dice: però voi oggi avete avuto la fortuna di sperimentare la grande forza della provvidenza, perché voi sapete che domani è la festa di San Lorenzo. Quindi la provvidenza, che ne sa una più del diavolo, ha fatto sì che io, anziché le penne dell'Arcangelo Gabriele, portassi il reliquiario con i carboni ardenti su cui è stato martirizzato San Lorenzo, doppiamente beati voi, sì. E quindi tutti finisce così. La cosa interessante, a parte tutta la costruzione retorica, eccetera, è che a un certo punto viene introdotto il personaggio del servo di Frate Cipolla, che si chiama Guccio Imbratta, ed era questo qua un brutto, sporco, non affidabile, al punto che non guarda le reliquie, e Boccaccio lo descrive così. Vi leggo, è una frase molto lunga, cioè sono 5 righe, e dice così: ma Guccio Imbratta, il quale era più vago di stare in cucina che sopra i verdi rami d'usignolo, e massimamente sefante vi sentiva niuna, avendola in quella dell'oste una veduta, grassa e grossa e piccola e malfatta, con un paio di poppe che parean 2 cestoni da letame, e con un viso che pareia dei baronci, tutta sudata, unta e affumicata, non altrimenti che si getti l'avvoltoio alla carogna, lasciata la camera di Frate Cipolla aperta e tutte le sue cose in abbandono, là si calò. Ecco, questo secondo me è un capolavoro di scrittura, no? Se noi leggiamo la frase, adesso sarebbe bello proiettarla e vederla, perché è proprio una frase complessa, no? Dice: ma Guccio Imbratta là si calò. Comincia: ma Guccio Imbratta, poi ci sono tutti degli incisi dentro. Guccio Imbratta sembrava un usignolo, però, ed era più felice di stare sopra i verdi rami di un usignolo, e di stare in cucina che sopra i verdi rami di un usignolo, e stava in cucina volentieri, soprattutto se c'era una donna, e lì ce n'era una ed era proprio brutta, grassa, grossa, piccola e malfatta, con un paio di poppe che parea, pum pum, no? È bellissimo questa allitterazione dei P. 2 cestoni da letame, e un viso che parea dei baronci, tutta sudata, tutta affumicata. Quindi c'è questa descrizione di questa donna non particolarmente avvenente. E cosa fa? L'usignolo si trasforma in avvoltoio, non altrimenti che si getti l'avvoltoio alla carogna. Quindi c'è stata questa metamorfosi, no? L'usignolo sui verdi rami diventa una carogna, ed è la donna descritta, là si calò. Ecco, questo è un esempio, secondo me, bellissimo di come un grande scrittore sa usare il ritmo. È un ritmo sintattico, cioè ci costruisce questa frase con tutto questo, no? Volteggiare dell'avvoltoio. Alla fine questo Guccio Imbratta, là si calò, guardate il finale, là si calò, pum. Frase tronca, no? Il gesto repentino dell'avvoltoio. Va bene. Allora, tutte queste cose fanno parte del ritmo. 10 minuti poi è finito. Quindi il ritmo è complesso, è fatto di tante cose. Una delle cose più spiacevoli, secondo me, che si possono fare quando si traduce è mettersi dentro delle gabbie.
no? Cioè dire, noi abbiamo tante possibilità di tradurre un testo. La metrica di un testo straniero spesso è diversa dalla nostra, no? Gli inglesi contano le sillabe in modo diverso. Allora, chi dice che io devo tradurre una pentapodia giambica, supponiamo che è un metro tipico inglese con l'endecasillabo? Ci sono dei traduttori che lo fanno a prescindere, cioè dicono il verso poetico per eccellenza in italiano è l'endecasillabo, io traduco in endecasillabi. È una scelta. A volte il risultato è goffo, come a volte il risultato è goffo quando si vuole a tutti i costi cercare una rima. In certe poesie va bene, ad esempio le filastrocche per bambini, ho fatto tante cose per bambini, e lì diventa prioritario, no? Cercare di mantenere anche il gioco dei suoni, così. Ma a volte le rime, e in italiano poi sono le rime facili, basta mettere il verbo alla fine e le facciamo con grande facilità, no? Il participio. Sono ridicole, no? Mentre magari fare rima con nulla e culla, insomma è bello, no? Ma fare rima con andava e mangiava è banale. Ecco, allora lì ci sono, adesso non vi tedio con queste cose, però insomma la prima cosa per andare oltre il metronomo è appunto comprendere l'importanza del ritmo, che non è solo il metro, ma è tutte queste cose, cioè questa sintassi che vi ho fatto sentire, insomma il boccaccio, la struttura sintattica, l'onomatopea, no? Due poppe che pareano, tutte queste p che vengono fuori, la ripetizione degli aggettivi, eccetera. Ecco, purtroppo molte volte invece si pensa che il metro sia il filo conduttore e basta. Il metro è parte. E quando si traduce bisogna cercare in un qualche modo di, credo io, insomma, poi ci sono tante traduzioni, non c'è ovviamente un solo modo di tradurre, ci sono tanti obiettivi che il traduttore si può porre nel tradurre. Un'ultima cosa che volevo dirvi è che riguarda un aspetto apparentemente staccato da questo, ma importante. Ho studiato recentemente un poeta americano che si chiama Mark Strand, che è morto da poco, pubblicato da Mondadori, secondo me uno dei grandi poeti americani contemporanei. Lui ci lascia questo testo, ed è un testo in cui ci sono tante ripetizioni, in cui lui usa la ripetizione intenzionalmente, usa poche parole che vengono ripetute all'infinito, è il suo testo testamentario. Infatti muore poco dopo e lo sapeva, e scrive queste poesie, il titolo della raccolta è Poesia invisibile, quasi invisibile, perché sembrano delle prose. Ma andandole a smontare, in base a queste ripetizioni, cioè andando a capo dove lui fa le ripetizioni, si vede che invece c'è un ritmo molto preciso, anche se non è metricamente preciso. Cosa è successo nella traduzione? Fatta da un bravissimo traduzione che è Damiano Abeni, che ha tradotto tanti grandi traduttori, grandi poeti americani. Damiano Abeni evidentemente ha sentito il bisogno di applicare quella che si chiama variazio. Anche questa è una cosa che ci insegnavano a scuola. Se si dice il Papa è andato a Roma, la frase dopo non puoi dire il Papa ha incontrato i pellegrini. Dite il Papa è andato a Roma e il Sommo Pontefice ha incontrato i pellegrini. Ripetizione, la maestra ce la segnava, no? Questo si chiama variazio. Ecco, questo poeta americano usa questo elemento, cioè invece la ripetizione voluta, in maniera ossessiva quasi, perché diventa, il suo lascito, insomma, in questa poesia diventa un elemento ritmico fondamentale. C'è un dialogo in cui un marito e una moglie si parlano e questo dialogo tra i due è scandito da he says, she says, he says, she says, unsaid, lo dice 6 volte in 10 righe e diventa proprio una battuta, come se fosse una campanella di torno. Il nostro Damiano Abeni, che ripeto è una persona bravissima, è una persona che rispetto, è anche un amico, quindi dico proprio per dare un esempio di come le convenzioni nostre tante volte non ci permettono di ascoltare con le orecchie degli asini la voce degli altri e sovrapponiamo le nostre categorie in maniera pesante alla poeticità degli altri, no? Cosa fa? Dice per 2 volte, per 3 volte dice, non dice, e poi dice, continua, replica, e ne usa un'altra, comunque trova 3, avete capito, sinonimi per non ripetere dice, quando invece in inglese era fondamentale questo dice. Per farvi sentire la musica di questo Mark Strand, che vi consiglio, è Mondadori, pubblicato da Mondadori.
Vi leggo appunto una poesia che si presenta come un sonetto, come una prosa, è breve. Everywhere could be somewhere. I might have come from the high country, or maybe the low country, I don't recall which. I might have come from the city, but which city in what country is beyond me. I might have come from the outskirts of a city from which other had come, or maybe a city from which only I have come. Who is to know? Who is to decide if it rained or the sun was out? Who is to remember? They say things are happening at the borders, but nobody knows which borders. They talk of a hotel there, where it doesn't matter if you forgot your suitcase, another will be waiting, big enough, and just for you. Ecco, sentite che c'è proprio una costruzione scandita da questo I might have come, I might have come, I might have come. E così leggevo l'altro giorno è uscita una nuova traduzione di Moby Dick, un romanzo bellissimo, e l'inizio di Moby Dick è strepitoso, no? È famoso, dice: ogni volta che mi sento voglia di morire vuol dire che è ora che io vada per mare, no? Ma lo dice scandendo 4 situazioni e dice: whenever I find myself growing grey about the mouth, whenever it's damp, drizzling November in my soul, whenever I find myself involuntarily posing before coffin warehouses and bringing up the rear of every funeral I meet, and especially whenever my hypos get such an upper hand of me that it requires a strong moral principle to prevent me from deliberating stepping into the street and methodically knocking people hats off, then I account it time to get to sea as soon as I can. Cioè qua sta dicendo, quando proprio mi sento tristissimo, quando non ho voglia di fare altro che mettermi dietro un funerale, quando ho voglia di andare per strada e spaccarla e tirarvi il cappello con delle botte alla gente, eccetera, lo dice 4 volte, whenever, 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 then, allora è ora che io vada per mare. E così comincia Moby Dick, la bellissima storia che tutti sappiamo. Questa ripetizione che è proprio della cultura americana, un salmodiare, no? Proprio, ecco, che spesso i traduttori invece tendono a sostituirla con le nostre modalità retoriche. E, ad esempio Nemi D'Agostino, che bravo, dice: ogni volta che mi ritrovo sulla bocca una smorfia amara, così traduce, ogni volta che nell'anima ho un novembre umido e stillante, quando mi sorprende, cioè quindi invece di dire whenever, whenever uguale, lo cambia, trova dei sinonimi, perché sono più eleganti in italiano, ma perde quella incisività, no? Chiudo, finito, con un'ultima considerazione. Una collega dello IULM di Milano ha scritto un libro recentemente, pubblicato da Arachne, in cui studia le traduzioni di romanzi, e ha fatto questo studio molto interessante, quasi usando i corpora, quindi le presenze ad esempio, lei dice: quante volte viene usato il congiuntivo negli scrittori italiani contemporanei e quante volte viene usato il congiuntivo nelle traduzioni in italiano? No, noi sappiamo che ormai, insomma, il congiuntivo si usa un po' meno. Allora, dalle statistiche che ha fatto lei risulta paradossalmente che gli scrittori italiani, Paolo Nori, il congiuntivo non lo usa tanto, secondo me, e tanti altri scrittori, lei ha fatto un'indagine, insomma, cioè gli scrittori italiani contemporanei usano meno il congiuntivo di quanto è usato dai traduttori dall'inglese, dove il congiuntivo quasi non c'è, che è paradossale, perché quindi, come dire, i traduttori sono la retroguardia della lingua in un qualche modo, spesso, no? Cioè tendono a mantenere il canone linguistico, e questo è curioso. Allora non chiudo con una poesia di Mariangela Gualtieri, che spero sentiremo domani, però insomma un suo pezzo di cui mi ero innamorato la prima volta che ho sentito la sua poesia, che è Io sono spaccato, io sono il passato prossimo. La sentiremo domani, immagino, non so se la farai. Non la fai? Domani no. Vuoi leggerla tu o no? No, adesso no, non è il caso. Se ti fa piacere, io chiuderei con questa, dove si capisce che si può scrivere bella poesia senza fare la variazione. Hai voglia di leggere, di recitarcela? Mi fa piacere. Beh, mi fa molto piacere concludere questa bella lezione di Franco, quindi lo faccio volentieri. Io sono spaccata, io sono nel passato prossimo,
Io sono sempre 5 minuti fa. Il mio dire è fallimentare. Io non sono mai tutta, mai tutta. Io appartengo all'essere e non lo so dire, non lo so dire. Io appartengo e non lo so dire, non lo so dire. Io appartengo all'essere e non lo so dire. Io sono senza aggettivi, io sono senza predicati, io indebolisco la sintassi, io consumo le parole. Io non ho parole pregnanti, non ho parole cangianti, non ho parole mutevoli, non ho parole perturbanti, le parole mi si consumano. Io non ho parole che svelino, non ho parole che puliscano, non ho parole che riposino. Io non ho mai parole abbastanza, mai abbastanza parole, mai abbastanza parole. Ho solo parole correnti, ho solo parole di serie, ho solo parole fallimentari, ho solo parole deludenti, ho solo parole che mi deludono. Le mie parole mi deludono, sempre mi deludono, sempre mi deludono, sempre mi mancano. Io non sono mai tutta, mai tutta. Io appartengo all'essere e non lo so dire, non lo so dire. Io appartengo e non lo so dire, non lo so dire. Io appartengo all'essere e non lo so dire.